Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. E noi iniziamo assecondando il nostro ascoltatore Antonio, che dice, che ci scrive sul WhatsApp: ciao, potete fare gli auguri a tutti Giuseppe, le Giuseppine e tutti i papà da parte mia? Potete trasmettere la canzone? No, Antonio, questa no. Ero ragazzino e la odiavo, me lo prendi papà, la odiavo. Ero un ragazzino, ma la odiavo. No, quando ti è contento, me lo prendi papà, dice di Morandi, mentre sono in diretta io no, magari dopo le 15, ma ti prego di perdonarmi. Ma gli auguri li faccio volentieri. E Giuseppe, Beppe, Beppino, Giuseppina, ci sono tanti diminutivi di un bel nome come Giuseppe, peraltro non servirebbe usare diminutivi, ma tant'è, si usano e quindi va bene, vanno bene anche loro. Beputi anche dalle mie parti si usa. E poi Beppa, Beppo, insomma ce n'è a iosa. Auguri a tutti davvero, perché poi tra l'altro il sottoscritto, lo sapete, dopo i 40 anni non fa più gli auguri di buon compleanno e ne vuole riceverli. Io bestemmio in faccia chi mi fa gli auguri, chi mi conosce fa gli auguri. No, dopo i 40, perché sapete la teoria è questa: fino a 40 cresci, dopo i 40 muori. Funziona così grosso modo, e anche dal punto di vista numerico e statistico è così che funziona. Quindi io i compleanni li odio, ma ho imparato a festeggiare gli onomastici. Tra l'altro, grazie a un ascoltatore mi sono ricordato che io ne ho 2, Pietro ma anche Luigi, quindi ho imparato da alcuni anni, non ricordo più, forse magari era Antonio che è così attento ai nomi, avermi fatto gli auguri. Una di voi mi ha fatto gli auguri di buon onomastico per San Luigi, quando io normalmente festeggio il 29 giugno San Pietro e Paolo. Una volta era, pensa Francesco, che una volta era festa, si stava a casa, non da scuola, perché a scuola il 29 giugno era già chiuso, ma chi lavorava stava a casa. Poi c'è stata la riforma col governo Andreotti, che per ottimizzare le giornate lavorative ha tolto tutte le festività, diciamo, di stampo religioso che c'erano. C'era il 4 ottobre, c'era dunque adesso abbiamo il 4 novembre, insomma c'era anche, se non ricordo male, però quello forse era una festa locale, il primo giovedì di maggio, un giovedì della Madonna credo fosse. Quindi c'erano davvero diverse, sono state tolte tutte o quasi. Avevano tolto, pensa Francesco, saluto Francesco, soldatore di comando di regia tecnica, ottimamente, avevano tolto anche l'Epifania, la Befana. Avevano tolto, come fai a togliere la Befana? E per un po' di anni noi siamo andati a scuola, e chi lavorava andava a lavorare il 6 di gennaio. Inaudito. Povera Befaniella. Allora, questa è Radio Libertà. Naturalmente, come avete capito, questo è Che giorno è? Oltre la pagina inizia alle 13:35 la commissione interna si raccomanda di ricordarci che siamo pervenuti a 24,2 gradi centigradi sopra lo zero, mentre esternamente la temperatura ci dicono 11,8 sempre centigradi sopra lo zero, 1023,3 millibar la pressione
mentre l'umidità è al 48%. In simultanea con noi, quando sono già scoccate le 12:49, come sempre un abbraccio forte 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 rivolto dal sottoscritto alla signora Adriana, Angela, Carmela e Clotilde, che ci seguono ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, e poi perché questa è una radiovisione, chi segue una Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Gli altri supporti per seguirci: la Radio DAB, il profilo Facebook, dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi delle interviste che poi ascolterete insieme inoltre la pagina. Poi il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione di questa radio. Il profilo Facebook, è la terza volta che lo dico, intendevo dire il sito radiolibertà.net. Poi Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. L'applicazione adesso Android, indispensabili per ascoltarci ovunque voi siete sulla costa terrestre con il vostro cellulare. E poi Twitch, il social di ultima generazione, è su YouTube a targhe alterne, grosso modo. Allora, andiamo a svelare, andiamo a ricordare, scusate, qua siamo in una realtà rumorosa, quasi da saloon. Allora, alzati e cammina. Abbiamo il numero di telefono per la diretta, che è 0292 94 7222, mentre per il WhatsApp 340 670 9659. Poi abbiamo ancora le interviste. Parleremo con Silverio Allocca, parleremo della fornitura di armi all'Ucraina, perché non ce l'hanno parlato, non ce l'hanno raccontata, ma da quando si è insediato Trump sono emersi molti scandali, al di là e al di qua dell'oceano. Per esempio 20.000 proiettili da mortaio, quindi non stiamo parlando di quelli della Colt, da mortaio, quindi piccoli razzi grosso modo, insomma, erano difettosi perché inviati a Kiev, erano difettosi perché la polvere da sparo e il tritolo erano di scarsa qualità, e qualcuno ci ha magnato sopra. C'è un'apposita commissione che sta verificando, perché questo è uno dei tanti casi. Insomma, siamo qua ad accapigliarci: Putin è un demonio, è Hitler, no, Putin è un santo. Se Putin è un santo, io direi che si potrebbe anche andare a arruolarsi nell'esercito russo e andare a combattere in Ucraina, insomma, perché altrimenti dite una cosa e poi ne fate un'altra. Ma se Putin è Hitler, alla stessa maniera, allora dovreste arruolarvi e andare a combattere in Ucraina. Quindi qualsiasi poi Zelensky, santo subito Zelensky, addirittura ho sentito dire cocainomane, drogato. Insomma, mentre qua ci si accapiglia sulle antipatie e sulle simpatie, c'è gente che ci fa il danè, che ci fanno i soldi, ma non pochi, anche se non è Silverio Allocca, che sarà l'ospite delle 13.35, primo ospite di Oltre la Pagina, non quantifica, però porta diversi episodi che danno idea di cifre davvero enormi. D'altronde sono stati forniti la cifra, i miliardi che sono stati spesi, 800 miliardi, no scusate, non c'è 800 miliardi è quello che vuole spendere van der Leyen. I miliardi che sono stati spesi sono anche quantificati, adesso la cifra non l'ho segnata, però si tratta di miliardi. Trump vuole un resoconto e vuole anche un po', questo lo sappiamo già, vuole anche un risarcimento. Ma quello che è giusto sapere è che prima di abbandonarsi alle frenesie, alle fregole ideologiche, c'è Sheila John.
voi domandatevi se da una determinata situazione qualcuno può trarne vantaggio economico. Fatevi delle domande, cercate qualche risposta e vedrete che spesso e volentieri, anzi quasi sempre, se non sempre, è così. Tra l'altro c'è anche un giornalista della Fox News americano che ha accusato i vertici ucraini di aver venduto le armi americane al mercato nero e ai messicani e a Hamas. Scusate. Sono accuse che devono essere ancora circostanziate e provate, però Fox News è una testata seria, quindi vuol dire che le fonti intanto sono già attendibili e sono accuse molto gravi. E al tempo stesso anche pare che vertici occidentali si siano messi in scarsela, come si dice nel Triveneto, delle laute mance. Con Francesca Musacchio invece andiamo a parlare della Siria, la Siria che rischia di diventare una sorta di gigantesco califfato, sede di tutti gli estremisti, di tutti gli jihadisti della terra, perché è avvenuto un fatto che il cugino di Bashar, che ha a suo tempo disconosciuto, lui era contrario al proprio all'operato del cugino, quindi una sorta di, chiamiamolo dissidente, in un'intervista rilasciata proprio a Francesca Musacchio ha denunciato il fatto che l'Unione Europea abbia riconosciuto come interlocutrice Tahrir al-Sham, HTS è la sigla, un'organizzazione terroristica che fiancheggiava il vecchio regime siriano e che adesso sta causando, insieme ai nuovi ad al-Jolani e i nuovi, diciamo, al nuovo potere in Siria, è cambiato insomma, è cambiata la mano al bastone lo stesso, innocenti e civili massacrati, uccisi, decapitati, crocifissi, schiavizzati, e alla fine tutto sempre nel nome dell'estremismo islamico, stampo ISIS, stampo Hamas, stampo Osama Bin Laden, eccetera. E questo esponente siriano si domanda: possibile che in passato i leader europei si siano rifiutati di riconoscere Bin Laden, Hamas, Ayman Zawahiri, Baghdadi, al-Baghdadi, e mentre adesso invece come dire, si piegano, come riconoscono? C'è una spiegazione di tipo politico, diplomatico. Venne riconosciuta questa HTS per controbilanciare la presenza iraniana in Siria, però si rischia di fare una frittata, si rischia che il rimedio sia peggiore del male, e questo è un rischio enorme. E poi c'è anche la questione curda. Inizialmente Putin aveva spinto il vecchio regime ad accogliere i curdi per evitare problemi a Erdogan, che aveva problemi con la minoranza interna. Bashar era rimasto, aveva temporeggiato, e questo gli ha scavato la fossa, perché poi è stato Putin di fatto a togliergli l'appoggio e a deporlo, e adesso abbiamo una situazione dove i curdi potrebbero trovarsi tra l'incudine e il martello. Insomma, una situazione molto complessa, come avrete capito, e ci aiuta Francesca Musacchio a dipanarci in questo quadro geopolitico molto complesso e articolato. Poi un aggiornamento dell'ultimo istante per qui Parlamento, Daisy Pirovano, parleremo dei viaggi della memoria. Mi sembra ci sia una telefonata. Pronto? Pronto, ciao Pierluigi, sono Marco da Torino. Ciao. Ciao, ogni tanto ci sentiamo, ogni tanto ci scambiamo qualche mail. Senti, ho approfittato al volo di questa frase che hai detto giustamente, che non ci preoccupavamo, Bin Laden, tutti questi cose. Ma allora, posso dire adesso,
tu sei seduto, no? Non sei in piedi, non vorrei che stramazzassi al suolo per una mia esternazione. Allora, ma semplicemente non si sono preoccupati tanto di Bin Laden, perché Bin Laden per me non esiste. Bin Laden è un personaggio costruito dalla politica americana, dal Deep State, e tutto il corollario delle due torri, eccetera. Quei filmati che ci fanno vedere, quello lì è un pirla secondo me di un pastore afgano che l'hanno ritratto, gli hanno dato un fucile, oltretutto c'è la stessa immagine di lui che sparava. Adesso bisogna essere un pochettino concreti, cioè adesso ho fatto una battutaccia, perdonami, però io è quel che penso. D'altronde, quando ci hanno raccontato che l'hanno ammazzato, hanno trovato il corpo, ma non ce l'hanno fatto vedere, hai capito? Non ce l'hanno fatto vedere. Ci sono troppe cose nel mondo che non mi tornano, e allora di già che ci sono, concludo con le mie tesi complottiste, come dice il buon Sammy, e ti dico anche un'altra cosa, e a questo punto non vorrei scatenare un dibattito sulla radio, ma pensateci un attimo. Gli aerei delle torri gemelle, appurato che sul Pentagono non è caduto nessun aereo, cioè non ce lo dicono, ma è evidente, io non sto a dilungarmi su radio. Marco, devo chiudere tra poco. Come? No, devo chiudere perché sono le 13. Va bene, ok. E secondo me gli aerei sono degli oleogrammi, sono fatti a computer. Guardate bene le immagini. Ci sono delle immagini dove c'è il cielo azzurro e delle immagini dove c'è il cielo Marco, nero. Ciao. Ti devo salutare. Ci sarebbe una risposta chiaramente articolata, ma io uso Soran. La predilezione per ciò che è strano salva la vita. La morte sprofonda nell'evidenza. Intervallo. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni, e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos, e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo.
E allora l'avrete capito, oggi è il genetriaco di un grande musicista come Pino Daniele, grande musicista partenopeo. E io devo fare ammenda perché per una sorta di vecchia antipatia pre-politica, a me non mi è mai piaciuto Pino Daniele, è sempre stato antipatico. Poi lui negli antipatico, scopro che era anche antileghista, quindi dico: "Ah, che bene, guarda, mi stava antipatico ed è antileghista". In realtà diventando vecchio scopri tante sfumature e scopri un musicista fantastico, cioè, scopri quello che c'era già davanti a tutti, un grandissimo musicista. Phil Manzanera, chitarrista dei Roxy Music, lo ha definito uno dei più grandi, chitarristi contemporanei. I suoi brani sono uno più bello dell'altro, poi ascolteremo Napoli e le posizioni politiche, chi se ne importa, chi se ne importa. E quindi sono lieto di celebrare il genetriaco di questo artista scomparso 10 anni fa, nel 2015, a 60 anni. E qualcuno può dire prematuramente. In certi momenti, stavo dicendo a Sveva, benvenuta a Sveva, che si è avvicendata con Francesco. Ci sono dei momenti neri in cui magari pensi, beati tutti i bambini mai nati, perché il mondo è quello che è, insomma. Però ormai andiamo avanti perché il lavoro preme. E il lavoro dei genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, poi ci saranno anche naturalmente i sondaggetti, i rilevamenti demoscopici e musica per voi, avete già capito, Pino Daniele, poi Claudio Bisio. Sveva era stupita perché lei è molto giovane, conosce Claudio Bisio per quello che è ed è sempre stato il comico, ma nel 92 Claudio Bisio, con il supporto della congrega di Elio Le Storie Tese, diede alle stampe un disco, forse alle stampe non è la parola giusta, che si chiamava Rapput, che farà inorridire molti ben pensanti di oggi, che ebbe un successo enorme, enorme. Sentirete anche delle parolacce, soprattutto c'è una parola che come dire, denuncia tutto il retroterra culturale patriarcale, il patriarcato cui appartiene uno come Claudio Bisio. E quindi per i giovani magari sarà una scoperta, per quelli che giovani non lo sono più da un pezzo come me, sarà un tuffo in un passato ormai anche abbastanza non remoto ma lontano sicuro. E addentriamoci nei genetriaci del 29 giorno di ventoso mese del calendario repubblicano, per tutti un mercoledì 19 di marzo, anno domini 2025, che dir si voglia. Gli auguri a tutti Beppi, Giuseppe, Giuseppina, abbiamo Beppa Joseph, li abbiamo fatti perché i nomi sono da festeggiare e andiamo con Dr. Livingstone, I suppose, disse Morton Stanley, incontrando nel cuore, credo, della giungla David Livingstone, medico, missionario, esploratore scozzese. È una frase, adesso si è persa un po' di moda, ma andava negli anni 70 e anche prima, era una frase che veniva adoperata per mostrare l'aplomb inglese, gli inglesi che non perdevano mai il loro aplomb in qualsiasi circostanza. Quindi Morton Stanley che saluta David Livingstone come se lo incontrasse in una strada del centro di Londra. Invece era era nel cuore dell'Africa nera, se non ricordo male. Poi abbiamo Wyatt Earp, che fu uno dei protagonisti del duello all'Ok Corral. La velocità è cosa buona, ma l'accuratezza è tutto. E poi abbiamo un grandissimo, lui se non sbaglio, credo fosse
non mi ricordo se il suo maestro o il suo allievo era vicentino, o lui era vicentino. So che sto parlando di Achille Beltrame, era l'illustratore delle copertine della Domenica del Corriere. Alcune sono leggendarie, quella del Titanic o Titanic, dipende da come lo si legge, per esempio, ma tante altre. Stiamo parlando di lui è del 1871, quindi sono gli anni 10, gli anni 20, l'anno preciso non me lo ricordo. Comunque le foto non sono così, diciamo, reperibili come adesso Google Immagini e poi te ne procuri in mezz'oretta, te ne procuri più di un centinaio, come faccio io quando le metto in loop per le interviste. E quindi si usava l'illustratore, che è stata una tradizione, perché poi divenne tradizione quella dell'illustrazione fino agli anni 60-70, poi le foto hanno avuto il sopravvento in modo definitivo, perché quello che era tradizione poi divenne un sistema sorpassato. Peccato, perché comunque abbiamo delle copertine memorabili. So che in passato venivano organizzate anche mostre sulle copertine della Domenica del Corriere. Poi abbiamo un fratello d'arte, soffrì moltissimo, Achille Beltrame era di Vicenza. Soffrì moltissimo Fausto, il fratello Fausto, per la sua morte, la morte di Serse Coppi, che morì durante una corsa, credo a Milano. Batté la testa sul marciapiede, cadde, batté la testa sul marciapiede. Sul momento sembrava non fosse nulla di grave, invece poi nella serata si sentì male e morì a 28 anni. Fausto, so che è scritto che ne fu molto molto colpito, era molto legato, perché anche Serse era ciclista come lui, faceva il ciclista come lui, e pensate che senza fa venire in mente il cugino di Gustavo Otteni, Rolando si chiamava, non mi ricordo più, lui è morto pochi anni fa, il cugino di Teni, che vinse anche una medaglia, se non sbaglio. Eccolo, Serse Coppi nel 1941 vinse una Parigi-Roubaix. Credo che per gran parte di coloro che magari intraprendono la carriera di ciclista, una Parigi-Roubaix sia un sogno. C'è il Giro d'Italia, il Tour su di tutti. Prima c'è il Tour, poi c'è il Giro d'Italia, poi c'è il Campionato del Mondo, poi c'è la Parigi-Roubaix, Milano-Sanremo, poi c'è la Liegi-Bastogne-Liegi, eccetera. Quindi lui era riuscito a coronare un grandissimo successo. Poi abbiamo il regista di uno dei capolavori, è un film seminale, si dice nel mio linguaggio, è un film primissimi anni 70, con Alain Delon, Lea Massari, c'era Giancarlo Giannini giovanissimo, quasi irriconoscibile. Il film era La prima notte di Quiete. È un film che, quando magari mi capita di parlare con persone molto più giovani, magari se capita che l'abbiano visto da poco, eccetera, anche i giovani vengono colpiti dal grande impatto che ha questo film. È un film di introspezione, è un film anche di dannazione, non spoilerò niente, nel caso qualcuno che non l'ha visto lo voglia vedere. Io sono uno di quelli che l'ha visto più volte e spesso gli viene voglia di rivederlo. Il regista era Valerio Zurlini. Poi abbiamo un maestro della cucina, dell'alta cucina mondiale, considerato insomma il Toscanini, potremmo dire, della cucina, Gualtiero Marchesi. Disse: la cucina di per sé è scienza, sta al cuoco farla diventare arte. Era anche un affabulatore, uno straordinario affabulatore, se mai è capitato di sentire qualche intervista in televisione o anche di leggerla. Io mi ricordo, rimasi incantato da come raccontava, non era una liaison, è sbagliato, un duello, sì, possiamo dirlo, tra lui e Caprotti,
il fondatore di Esselunga, perché Caprotti pretendeva che la cotoletta alla milanese che si faceva nelle cucine, sapete che l'Esselunga ha anche la cucina pronta, insomma, no? I prodotti pronti, fosse all'altezza di un grande cuoco, e Marchesi commentava con ironia, dolce ironia, perché lui e Caprotti erano molto amici, erano molto prossimi. E poi è passato di moda a sinistra, lo è stato fino a non c'era un esponente, io dicevo Scarsi, mamma mia, lo citava, ma anche la Selvaggia Lucarelli, quelli che vorrebbero accreditarsi, che non sono propriamente di sinistra, ma vogliono accreditarsi presso la sinistra. Il presso in questo caso è un avverbio giusto. Lo citavano ogni 3x2. Philip Roth, che io non ho mai letto, quindi ho letto un racconto lungo, romanzo breve di un altro Roth, La leggenda del Santo Bevitore, ma Filippo Roth non ho mai letto. È stato uno scrittore molto, appunto, gettonato tra gli esponenti della cultura di sinistra. A destra gli esponenti molto colti della cultura di destra lo hanno citato di meno. Questo è quello che so dirvi. La vecchiaia non è una guerra, è un massacro, ha detto Filippo Roth. Tra un po' ve lo so dire anch'io, se ha ragione o meno. Poi abbiamo colei che i giornali di tutto il mondo, dopo la sua prima apparizione cinematografica, definirono come la più bella cosa. Siamo in anni molto più di mezzo secolo fa, anche sui 60 anni fa, quindi era permesso un linguaggio tutto sommato un po' sessista e patriarcale, da patriarcato, cioè definirono come la cosa più bella della Svizzera dopo le Alpi. Sto parlando di Ursula Andress e sto parlando della sua apparizione. C'è quel costume a 2 pezzi, il bikini con il coltello a fianco, lei che esce dal mare come una sorta di moderna e belligerante Venere. Buon compleanno a lei. Poi abbiamo 89 anni, compie. Poi mo vengo da voi, il grandissimo Carletto Mazzone, che ha legato il suo nome anche prima come giocatore, poi come tecnico all'Ascoli. Lui portò l'Ascoli dalla Serie B alla Serie A, stabilendo dei record. Poi ha allenato anche la Roma stessa, il Brescia, ed è stato forse uno dei personaggi più amati della storia del calcio recente. Quella famosa scena a Brescia, c'era Brescia-Atalanta, mi sembra fosse Atalanta-Brescia, che poi corse sotto la curva avversaria perché lo avevano provocato, stava perdendo 3-1, poi 2 gol di Baggio, qualcosa del genere, insomma 3-3, eccetera. Disse: la tecnica è il pane dei ricchi, la tattica è il pane dei poveri. Allora pensate, c'è un aneddoto che mi ha divertito moltissimo. Allora lui aveva paura, non amava i cani, ne aveva paura, ne aveva timore, e quindi non voleva vedere i cani in giro. E un giorno, a Brescia proprio, mentre i giocatori erano negli spogliatoi che si stavano cambiando per poi andarsi ad allenare, vide scorazzare per il campo un cane. E allora chiamò uno degli addetti del campo e disse: di chi è questo cane? E l'addetto questo gli disse: ma è il cane di Roberto Baggio. Non lo spaventà, perché lui aveva un'adorazione per Roberto Baggio, lui insieme a diversi altri milioni di appassionati, naturalmente. E poi abbiamo
il padanissimo l'asse Varese. Ieri abbiamo parlato con Marco Pinti, in realtà Mario Morti è milanese, però mi sembra nato e cresciuto a Varese, e la sua cessione di sovranità ci ha fatto penare in parecchi, quindi è stato davvero una brutta esperienza. Poi questa è un'opinione, la mia. Poi ci sono i fatti. Dopo Mario Morti, Lega, 5 Stelle e Lega hanno spopolato. Nel 2013, lui è stato 2011-2013, insieme a Montezemolo formano un partito politico. Allora, lui era in rampa di lancio per diventare Presidente della Repubblica, lo fanno senatore a vita, bla 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 bla. Si è montato la testa, questa è una conclusione personale e di molti altri, devo dire. Sta di fatto che scende in campo, come diceva De Cuius, con un nuovo partito politico, andando a danneggiare in un certo senso di centro, quindi va a danneggiare il centro-sinistra soprattutto. Non gliela perdonano. Questo partito avrebbe dovuto avere, secondo me, io mi ricordo i sondaggi strombazzati, il Corriere della Sera, eccetera, perché c'era Montezemolo, il 20%, e Montezemolo disse è solo l'inizio. Arrivarono per miracolo al 10% e poi sparirono del tutto. Non mi ricordo neanche più come si chiamasse questa formazione politica. E da quel momento lo hanno mandato un po' in periferia, lo hanno richiamato in Europa, e la prova, appunto, non solo questo insuccesso della formazione politica che aveva tutti questi nomi luminescenti, ma poi il fatto che dopo di lui esplosero i 5 Stelle, primo partito nel 2013 e primo partito nel 2018. Nel 2018 esplose anche la Lega con il 18% e poi con il 34% alle europee del 2019. E anche quello fu un effetto delle politiche disastrose e devastanti di Mario Monti. Questo erano disastrose e devastanti? Per gran parte dei cittadini elettori italiani sì. Questo non significa che i cittadini italiani, elettori italiani avessero ragione, ma è un dato di fatto, perché se ritengono devastanti certe politiche vuol dire che ne hanno subito danno. In genere funziona così. Glenn Close, grandissima attrice, 8 nomination, anche un Oscar, e dateglielo perché se lo merita, è troppo brava. Pino Daniele, Napoli 1000 colori. E poi abbiamo un altro attore molto amato, Bruce Willis, e poi Claudio Bisio da Novi Ligure, che disse: sotto la quarta misura non può essere vero amore. Allora, facciamo così, prima di addentrarci nei sondaggetti e rilevamenti demoscopici, vediamo un po', ci sono, allora, i messaggi e poi un intervallo musicale e poi i sondaggetti. Se Mattarella come capo delle forze armate non sente il bisogno di rispondere alla Littizzetto che si dovrebbe vergognare, ma ricordiamoci le sue colpe con l'Uranio impoverito in ex Jugoslavia, scrive Maurizio. Sono d'accordo con te, però Maurizio, è difficile che è tu su tutto quello che dici di Mattarella, però onestamente, cioè, guardando le cose, inquadrando le cose, un Presidente della Repubblica non può abbassarsi a polemizzare con una comica ormai in completo disarmo, tant'è che ha dovuto andare a lavorare per il padrone, per Silvio Berlusconi, mi sembra. Quindi da questo punto di vista non è così però dovrebbe esserci qualcuno, qualche esponente ufficiale, non so, forse neanche Crosetto, che neanche un ministro, ma qualcuno avrebbe dovuto dare una risposta a quello che era insultante. Soprattutto tanti opinionisti e giornalisti che fanno tanta retorica sui nazionalismi. È strano che nessuno sottolinei il comportamento del dittatore turco che con la scusa dei finanziamenti arresta tutti gli oppositori, chiude giornali e radio. Lui è l'esempio di democrazia e potenza della NATO contro i curdi, che da sempre massacra col silenzio di Tajani. Sempre Maurizio. Grazie se ci racconti i pareri, oltre alle promesse della Meloni di aver anche rialzato le accise sul diesel, altra promessa mantenuta.
Io vado in bicicletta, mi è sfuggita quella delle accise sul diesel. Spero, non so cosa dire. Ti rispondo con Sorane. Il lirismo è il massimo di errore che permette di difendersi dalle conseguenze della lucidità e della conoscenza. Aggiunge Pellegrini, la poesia. Dunque, musica per voi e poi tra 2 minuti, 3 minuti riprendiamo con i sondaggetti. Allora, riprendiamo con i rilevamenti demoscopici. I sondaggetti, in questo caso dati Istat, migliora l'offerta di insegnanti specializzati per il sostegno, ancora ritardi per l'inclusione. Quasi 359.000 nell'anno scolastico 2023-24 gli alunni con disabilità, il 4,5% del totale degli iscritti, più 6%, 75.000 in più negli ultimi 5 anni. Questo è un dato dell'Istat. Togliamo la condivisione per passare ancora a un dato Istat e poi abbiamo i 2 ultimi sondaggetti. Allora, commercio con l'estero e prezzi all'import a gennaio 2025 si stima una crescita congiunturale per le importazioni più 3,2 rispetto alle esportazioni più 0,6. Chiudiamo anche questo, tanto sospetto di averlo letto ieri questo dato. Spero, vabbè, ripetita Juvent. O forse erano la produzione industriale. SVG, arriva l'SVG, sondaggio SVG,
che allora abbiamo l'Unione Europea, si trova a rispondere a alcune sfide. Dunque il 48 è d'accordo nel costituire di un sistema di difesa europea. La NATO bisogna aumentare, il 36 dice che bisogna aumentare il sostegno economico e militare all'Ucraina, 36 contro 64, mentre il sistema di difesa è 48 contro 52. Intervenire in Ucraina con i militari 26 contro 74, quindi 26 sono favorevoli, quindi un quarto, tre quarti sono contrari, e metà 49-51 sui dazi, bisogna evitare lo scontro. Poi abbiamo per vivere in uno stato capace di offrire ai propri cittadini sempre. Dunque in relazione alla seconda essere chiediamo se preferirebbe vivere in Europa, negli USA, in Cina, in Russia o in un altro paese. Allora in Cina, Europa, USA, Cina, Russia, 74 Europa, la Russia il 5, 64 a 4, questo per i valori, 69 a 5 per l'orgoglio, 67 a 4, per la libertà 66 a 4, quindi alla fine 58 a 7. Curiosa questa perché l'opinione su Putin è divisa a metà, però grosso modo 40-60, 40 per Putin, 60 grosso modo indicativamente. Però quando si tratta di dire preferisci vivere in Europa o in Russia, il rapporto è questo. 65-4. Allora poi togliamo la condivisione e andiamo con l'ultimissimo, anche perché siamo veramente in ritardo. SVG sui partiti, abbiamo Fratelli d'Italia 30, Partito Democratico 22,7, 5 Stelle 12,2, Forza Italia 9,1, Lega 8, Verdi e Sinistra 6,3, Azione Calenda 3,5, Italia Viva Renzi 2,2. Stop. Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Ed eccoci con il primo ospite di Oltre la pagina, Silverio Allocca, studioso di geopolitica, e con lui parliamo. C'è un nuovo sceriffo in città, Leto Vance, di sicuro con l'avvento di Donald Trump, oltre alle scelte politiche, si comincia ad andare a guardare un po' da vicino quello che è stato combinato con le forniture di armi, non solo, all'Ucraina, e stanno emergendo scandali grandi come grattacieli. Per esempio, vi ho detto, l'ho stato sempre dell'articolo che trovate su ocs.report, l'articolo del professor Allocca: 20.000 proiettili da mortaio difettosi causa polvere da sparo e tritolo di scarsa qualità. E Allocca ha scritto anche un commento che non solo faccio mio, ma mi ci riconosco in pieno. Mentre sui giornali ci si accapiglia sulle grandi questioni ideologiche, ci sono personaggi che si mettono in tasca un sacco di soldi, e di chi sono quei soldi è facile immaginarlo. Insomma, una sintesi un po' come dire terra a terra, ma penso che corrisponda abbastanza alla realtà dei fatti. Intanto, professor Silverio Allocca, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, io sono partito da questo dato. Chiaramente c'è un discorso molto più articolato da fare. Tu stesso, insomma, io da quando ti intervisto, devo dire che tendenzialmente cerco sempre il cui prodest, no? Latino. Poi da quando ti conosco e vedendo come tu lavori, perché tu per questi articoli consulti tantissimi documenti, vedo che alla fine è sempre lì che si cade, cioè i soldi, poi alla gente si butta in faccia un sacco di fumo, il fascismo, il comunismo, la libertà, bla 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 bla, però alla fine i soldi. E poi chiudo, prima di lasciarti la parola, tu sottolinei anche che si stanno stanziando 800 miliardi per il riarm, e non c'è uno straccio di programma, non si sa chi, come, dove, quando, cioè mi sembra quasi la Cassa del Mezzogiorno. Probabilmente la Cassa del Mezzogiorno era articolata in modo più intelligente, ma il modo migliore per far arrivare soldi chissà dove, sempre soldi nostri. A te la parola, professore. Ma allora, sì, effettivamente mi riallaccio a quello che hai detto adesso, cioè attualmente si sta facendo un gran rumore per quello che riguarda appunto questo riarmo, che appunto non si sa bene come dovrebbe essere fatto. Innanzitutto non abbiamo industrie che siano in grado in questo momento di affrontare la cosa, ma l'aspetto più comico, o meglio tragicomico della faccenda riguarda, bene, ci riarmiamo, ok, non siamo come Unione Europea, non siamo un'entità statale coesa, non abbiamo un governo che è in grado di esprimere una politica estera, quindi men che mai una politica anche dal punto di vista militare. Ci riarmiamo. Bene, con quale linea di comando? Distribuendo queste armi in che modo? Per coordinarci con che modalità? Gestite da chi? Definite da chi? Sembra un po' una di quelle
scene ridicole di qualche film degli anni 70, parlavano, che ne so, dell'Armata Brancaleone o cose di questo genere. In realtà diciamo che a conti fatti chiarisce parecchio le cose, un po' l'ultima telefonata che c'è stata fra Putin e Trump, che sostanzialmente ha avuto per oggetto le questioni economiche che interessano i due paesi. Hanno parlato entrambi, sia leggendo la stampa russa che guardando quella americana, entrambi hanno parlato l'uno dell'altro come di un partner, alla faccia di tutti coloro che si sono dissanguati in Europa per sostenere l'Ucraina, e soprattutto alla faccia di tutti quelli che ci hanno rimesso la pelle, convinti e illusi di battersi per la difesa dei valori occidentali, dove di fatto valori, ma non solo in Occidente, perché non è un problema solo occidentale, i valori sono sempre al solito quelli economici. La Russia è intenzionata a sganciarsi dalla Cina, ha un potenziale economico enorme. Gli Stati Uniti vogliono riprendere i rapporti commerciali, intensificare i rapporti commerciali con la Russia, senza dimenticarsi, perché c'è anche un bel riferimento che appare sulla stampa, anche su quella russa, un riferimento alla Cina, dove con toni molto più blandi, molto più Trump si è riferito, che Trump ha chiamato in causa, dicendo sì, abbiamo uno sbilanciamento della bilancia commerciale, però tutto sommato avere dei buoni rapporti con noi, con la Russia, può essere nell'interesse quindi della Cina. E quindi di fatto noi abbiamo da una parte gli europei che si riuniscono, parlano, si riconvocano, abbiamo le trovate geniali, geniali tra virgolette, della Meloni, poi abbiamo gli interventi di Starmer, abbiamo addirittura l'invito del ministro degli esteri turco a partecipare alla riunione che c'era stata la domenica 2 di marzo a Londra. Quasi che appunto la Turchia fosse un paese occidentale interessato alla difesa di questi sacrosanti valori occidentali, alle tradizioni culturali, religiose e quant'altro. E poi abbiamo di fatto tre grossi personaggi: uno è Xi Jinping, l'altro è Vladimir Putin, il terzo è Trump, che di tutte queste chiacchiere se ne infischiano tranquillamente, decidono loro i destini di chiunque. Perché esercitano il loro potere nel peggiore dei modi, riportando l'orologio indietro non di anni, ma di secoli. Sembra di sentire, diciamo, la cosa mi porta alla mente una poesia di Trilussa, quando appunto descrive a un certo punto l'incontro fra i due regnanti che si trovano su una fregata, dice, in mezzo al mare, e l'uno parlando con l'altro dice: la regina come sta? Allatta. Il principino, chiede l'altro, succhia. E mentre loro dialogano su questa fregata in mezzo al mare, il popolo sta lì a guardare la fregata in mezzo al mare, che è quello che capita più o meno sostanzialmente a tutti quanti noi. I nostri giornali sono pieni di un sacco di polemiche, di disquisizioni, di retoriche inutili, ma quello che conta sono le decisioni che prendono questi grandi personaggi, che di fatto hanno, per quello che poi riguarda Putin e Trump, hanno fatto scomparire, azzerato completamente tutto quello che è stato detto, fatto, promesso, eccetera, eccetera, a Zelensky,
si arriva perfino a leggere non sulla stampa occidentale, almeno io non l'ho trovato, ma sulla stampa russa sì, sulla Novosti, se non ricordo male, addirittura una dichiarazione, una boutade lasciata lì di Trump, che dice ma in futuro per esempio l'Ucraina potrebbe diventare parte dello Stato russo. Quindi arrivati a un certo punto verrebbe un po' da dire, quando si sentono le dichiarazioni di Rutte che ribadisce la coesione, la forza, la determinazione che c'è in ambito NATO, la comunione di intenti, eccetera, eccetera, se queste persone parlano nel sonno, delirando in preda ai fumi dell'alcol o non si sa bene di che cosa, o se sono svegli e stanno coi piedi per terra, perché sembra una grandissima presa in giro. E tutto sommato dovremmo fare un attimino tesoro di questi fatti. Può dispiacere un personaggio come Putin, come Trump, che viene ridicolizzato per i suoi modi, per il suo atteggiamento guascone, eccetera, eccetera, lo sceriffo, come viene definito da alcuni, però forse sarebbe il caso di cogliere l'opportunità che questo ci fornisce, cioè di vedere tutto sommato un personaggio che ha il potere, lo gestisce e se ne strafrega letteralmente di salvare anche le apparenze. E quindi diciamo c'è in ogni aspetto, in ogni situazione, anche la più tragica, diciamo si può guardare l'aspetto positivo, cioè abbiamo la possibilità di guardare in faccia che cos'è il vero potere politico, che cos'è per quello che riguarda noi occidentali la NATO, che cosa rappresenta essere parte della NATO, che cosa vuol dire in realtà essere alleati, e confrontare queste chiacchiere con un dato oggettivo. Siamo in una condizione di servaggio medievale dove i vari feudatari, i vari vassalli, valvassori e valvassini si danno tanto da fare come dei guitti che allietano le ore del grande signore, del grande monarca, del grande imperatore statunitense, per fare che cosa? Per cercare di guadagnarsi quella visibilità che poi a conti fatti non conta nulla, da utilizzare semplicemente per imbonire il popolino che si accapiglia, che disquisisce, che discute, che ancora usa quei termini idioti, sei putiniano, non putiniano, non sei un patriota, cioè, andiamo a guardare un attimino in faccia alla realtà. Professore, scusami, ti interrompo perché vado un po' fuori dal seminato, però è un interrogativo che vale ormai da anni. Cosa è successo all'Europa? Cioè, aveva una classe dirigente, piacesse o non piacesse, di un certo tipo. Io sto pensando a Mitterrand, sto pensando a Kohl, sto pensando anche a Craxi, perché no? E cosa è successo a un certo punto? Negli anni 90 ha iniziato questa classe dirigente europea a deteriorarsi. Allora, è una classe dirigente deteriorata. C'era la Thatcher, che a me per certe scelte stava antipatica, ma è stata sicuramente un gigante. E poi altri nomi che adesso non... Felipe González, insomma ce ne sono di nomi. Aldo Moro, perché no? Voglio dire, negli anni 50, 60, 70 le classi politiche europee esprimevano figure di grande spessore. Si è impoverita questa classe politica perché il tessuto complessivo sociale, culturale, europeo si è deteriorato, o è stato il deteriorarsi delle classi dirigenti che poi ha facilitato il peggioramento complessivo del sistema europeo? Perché comunque, se io guardo a quello che è l'economia, cioè il sistema europeo per certi aspetti, con tanti difetti, ancora sta in piedi, cioè ci sono imprenditori, ci sono figure che comunque esprimono ancora una certa qualità, mentre le classi dirigenti sono abbastanza vecchiotto da vedere, da aver visto un declino impressionante. Volevo un tuo giudizio, un tuo parere.
Ma diciamo questo, che forse c'è una frase, il personaggio sicuramente, come dire, è piuttosto, come dire, di difficile menzione, perché era Adolf Hitler, che disse una cosa, lui preconizzò quello che sarebbe successo, cioè la seconda guerra mondiale non avrebbe visto in Europa vincitori e vinti, ma solo vinti. Il grosso problema è che tutto quello che ha fatto seguito, che è venuto dopo la fine della seconda guerra mondiale, aveva in sé aveva in sé il tarlo che piano piano ha scavato, ha danneggiato all'intera struttura. Sì, è vero, erano personaggi all'epoca di spicco rispetto alle figure mediocri che ci ritroviamo, ma di fatto quando è nata l'Europa, questa idea di Europa è stata partorita sì da grandi uomini, ma il problema è che è stata partorita da uomini che erano alla guida di paesi che fossero tra i vincitori o fossero tra gli sconfitti, come noi e i tedeschi, alla fine non contavano assolutamente nulla. Il problema è che l'Europa unita non è nata per una volontà degli europei, o meglio, l'idea è partita da europei che avevano intenzione di chiudere con un determinato tipo di passato, ricco di guerre, di sofferenze, di contrasti e altro. Ma quello che ne è venuto fuori era un oggetto che serviva agli Stati Uniti per riuscire a gestire meglio il proprio potere, il proprio controllo sui vari paesi europei, che se in qualche modo organizzati in una struttura, se non altro economicamente, poi dopo anche monetaria, più coesa, permettevano agli Stati Uniti di poter gestire meglio la situazione. Evidentemente ci sono stati degli alti e bassi dal punto di vista economico che hanno permesso, come dire, di bypassare tutta una serie di aspetti intermedi che piano piano hanno portato alla situazione attuale. Il degrado è un po' come quando una persona ha un buon stato di salute però non si cura, e a un certo punto dice: ma com'è possibile? Io stavo così bene e poi improvvisamente dopo 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni eccetera sono comparse queste patologie. No, il problema è che se tu sei vissuto in un determinato modo, non ti sei accorto di determinati segnali, hai fatto finta che magari, che ne so, con l'aspirinetta o con la suppostina risolvevi così, temporeggiavi, poi alla fine si cumulano tutti gli elementi negativi e a un certo momento il sistema crolla. Purtroppo quello che noi stiamo vivendo oggi, la classe politica che abbiamo oggi, non è semplicemente frutto così di un qualche cosa che è capitato episodicamente negli ultimi 10-20 anni, è un qualche cosa che scaturisce anche da un degrado culturale del nostro paese che è cominciato 60 e passa anni fa. Quando noi ci troviamo ad avere una situazione di debito pubblico, noi come gli altri paesi europei, è un qualche cosa che non è nato adesso, non è stato determinato da qualcosa che è accaduto negli ultimi 5-10 anni, ma è qualcosa che ha preso le mosse molto tempo fa, quando si sono stabiliti criteri di spesa che promuovevano giustamente il welfare, ma senza preoccuparsi di come poi andare effettivamente a finanziare, ovvero ci si preoccupava, ma lo si faceva in che modo? Finanziandolo a debito. Quindi diciamo che noi siamo arrivati al capolinea di un percorso che piano piano è come quello su un piano inclinato, no? Quando metti una pallina su un piano inclinato, questa incomincia a muoversi e poi prende sempre più velocità, sempre più velocità, sempre più velocità. A un certo punto diventa un bolide.
A quel punto se ne accorgono tutti, solo che purtroppo è troppo tardi. E quindi quando cerchi di rappezzare una situazione senza essere intervenuto per tempo, questo è quello che succede. Noi abbiamo avuto che i due elementi diciamo di maggiore rilevanza dal punto di vista economico è stato uno l'epidemia Covid e poi il conflitto in Ucraina. E entrambe le situazioni sono state affrontate in modo raffazzonato, hanno messo in evidenza tutta una serie di problemi che comunque si è continuato a bypassare perché nel frattempo le classi politiche eredi di quelle che tu citavi di fatto si sono trovate con minori capacità sicuramente, ma ad affrontare ciò che quelli avevano determinato. È un po' come dire, le colpe dei padri le pagano i figli, ma il fallimento del figlio solitamente è il fallimento del genitore. Quindi se vogliamo cercare di capire perché oggi troviamo questa classe politica, ci troviamo in questa situazione economica, ci troviamo in questa condizione di sudditanza politica, in questa condizione di estremo disagio sotto tutti i punti di vista, questo ha preso le mosse non 10 o 20 anni fa, ma ha preso le mosse dal dopoguerra. E questo purtroppo è il prezzo che si paga quando invece di riflettere sulle cose per cercare in qualche modo di anticipare e prevenire determinati danni, si aspetta di apprendere la lezione dalla storia, che è uno dei modi sicuramente più semplici per arrivare a capire che cosa è successo. Peccato che il prezzo da pagare è il più alto di tutti e questa è la situazione in cui ci troviamo. Quindi noi abbiamo attualmente portato avanti una politica di sanzioni, di dazi, eccetera, eccetera. Ci siamo innamorati della Green Revolution, adesso stiamo parlando della AI Revolution, quella dell'intelligenza artificiale, ma ci siamo persi di vista quello che effettivamente doveva essere preso in esame. Cioè domandarci tutti cui prodest a chi porta beneficio e porta beneficio a chi gestisce i grossi capitali, che purtroppo non sono i governi, i paesi europei, che attualmente parlano e non si rendono conto di quanto sono ridicoli nel momento in cui due personaggi, Trump e Putin, si sentono al telefono e decidono per tutti e di tutti, infischiandosene tranquillamente dell'opinione di chi che sia. Devo chiudere. Professore, guarda, ti ringrazio anche perché è stato davvero quest'ultima parte molto 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 interessante, davvero tutto interessante. Quest'ultima parte ti ho ascoltato con particolare attenzione perché ci hai offerto una ricostruzione sulla quale riflettere. Io purtroppo devo concludere, il tempo è volato. Grazie ancora professore Silverio Grazie a Allocca e voi, grazie a risentirci te, presto. ci sentiamo.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, i due volti del crimine, dal 20 marzo al cinema. Nicola, hanno rapito un'altra giornalista a Baghdad. Se c'è la possibilità di trattare, trattiamo. Tratto da una storia vera. Mi chiamo Nicola Calipari, dirigo l'ufficio ricerca del sismi. Più tentativi si fanno e più la confusione aumenta. E chi è che valuta questa confusione? Tu? Sì! Un'intensa performance. La riporto a casa, vero? La riporti. Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo, andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler. Nella tana dei lupi 2. Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. A febbraio Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna Piccolo Darcy, che si dice? per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Eccoci di nuovo in diretta con Oltre la pagina. Tra poco vi faremo sentire per qui in Parlamento la senatrice Daisy Pirovano, che ci parlerà dei viaggi della memoria. Tra l'altro Daisy Pirovano, che per anni è stata una delle conduttrici volontarie, conduceva una rubrica settimanale nella vecchia gloriosa Radio Padania, quindi un nome che ci è particolarmente caro e che ci rituffa negli anni gloriosi e ruggenti di questa emittente. Forse sarà un eccesso di nostalgismo, ma guardarsi indietro comunque certe volte è preferibile che guardarsi avanti. Mi sto allacciando alle parole del professor Allocca, che ci hanno dipinto un quadro quanto mai realistico, ma non per questo bello da vedere, anzi direi piuttosto ributtante come sistema attuale. E allora sentiamo con l'ausilio di Sveva dalla torre di comando e regia tecnica questa clip che ci è stata fornita proprio dall'ufficio stampa del Senato di Palazzo Madama. È roba fresca. Ascoltiamola insieme. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Come diceva prima il relatore Romeo, questa è una legge che ha iniziato l'iter ancora nella scorsa legislatura e se ci pensate noi qui oggi siamo tutti d'accordo sul fatto di votarla e ci sono volute 2 legislature e 4 governi. Quindi credo che questo iter dimostri, a prescindere dal contenuto, che forse abbiamo un problema nell'esame dei disegni di legge, cosa nota, ma credo che sia veramente un esempio lampante visto anche l'importanza del provvedimento. Ma cosa dire dopo tutte queste dichiarazioni di voto fatte nella scorsa legislatura, in questa legislatura? Abbiamo votato anche la procedura abbreviata. Che cosa dire? C'è sempre qualcosa da dire su un tema del genere, i viaggi nella memoria dei campi di concentramento. Ma io vorrei anche dirvi un'altra cosa oggi, che questo disegno di legge non riguarda... Scusate? Grazie. Questo disegno di legge non riguarda, tema importantissimo, solo la questione ebraica e non riguarda nemmeno solo, tra virgolette ovviamente, l'Olocausto, quindi tutte le altre categorie di persone che sono finite nei campi di concentramento. Questo disegno di legge vuole far riflettere i ragazzi che fanno i viaggi nei campi di concentramento
su quanto sia facile purtroppo stare zitti e non dire no quando viene commessa un'ingiustizia. Quando i ragazzi arrivano nei campi di concentramento si potrebbero porre 3 domande fondamentali. Cosa avrei fatto io se fossi finito qui dentro? Sarei riuscito a sopravvivere e soprattutto sarei ancora riuscito a vivere dopo, se avessi avuto ovviamente la fortuna di uscire da questo posto. Cosa farei io se non fossi d'accordo oggi con una decisione ingiusta che può portare a questa tragedia? E cosa farei io per aiutare altre persone nel momento in cui io dovessi rischiare qualcosa di me stesso, da un privilegio fino alla vita dei propri cari? Sarei in grado io di aiutare altre persone come hanno fatto i giusti, che tanto citiamo, ma che forse non abbiamo mai abbastanza approfondito nelle ragioni profonde che li hanno portati a rischiare la loro vita per salvare quella altrui? Perché il problema su cui mi piacerebbe che i nostri ragazzi riflettessero è che non è solamente quanto bene fai e quante persone tu riesci ad aiutare, ma anche quanto tu sei disposto a rischiare per salvare anche solo una persona. E probabilmente è proprio per quello che quando Yad Vashem deve stabilire se una persona ha o meno il diritto di essere considerato giusto fra le nazioni, non distingue se questa persona ha salvato una sola persona o migliaia di ebrei, perché tu hai rischiato comunque, che tu abbia salvato una persona, che ne abbia salvate 100 o 1000, qualcosa di tuo, la tua vita, la vita dei tuoi cari, il tuo lavoro o solo un tuo privilegio nel momento in cui non ci troviamo ovviamente all'interno di una guerra. Come hanno potuto, ci chiediamo tutti, permettere tali atrocità? I ragazzi si chiederanno, una volta entrati nel campo, se hanno un minimo di empatia, come è stato possibile, come qualcuno ha potuto permettere una cosa del genere. E sapete, oggi è molto facile trovare un finto nemico. Abbiamo l'intelligenza artificiale, ogni tanto ne parliamo qui dentro, non abbiamo ancora affrontato approfonditamente il tema, ma basta guardare sui social e pensare a cosa vedono i nostri ragazzi, ma anche gli adulti, che credono a delle cose incomprensibili e incredibili, che sono palesi montature, ma che l'intelligenza artificiale riesce a farci credere che una cosa assolutamente folle sia vera. Immaginate se dovesse essere utilizzata per creare un nuovo nemico dell'umanità, come era per i nazifascisti la popolazione ebraica. Ma quanta gente serve per bloccare il male? Questa è un'altra domanda che mi piacerebbe si facessero i ragazzi all'interno di un campo di concentramento e studiando la storia. Probabilmente molta meno gente di quella che siede ai banchi del Senato qua oggi. Immaginiamo che là dietro, invece dei nostri consueti disegni di legge o decreti, ci fosse il testo del Regio Decreto numero 1928 del 17 novembre 1938, ovvero provvedimenti per la difesa della razza italiana. Il provvedimento che ha escluso gli ebrei dalla vita pubblica, dall'insegnamento, dall'esercito, da molte altre professioni. Sapete come è stato approvato? Prima è passato in Consiglio dei Ministri, poi è passato al Gran Consiglio del Fascismo, dove c'erano all'incirca una trentina di persone, poi ha avuto la firma, anche lì senza opposizione di nessuno, anche del re Vittorio Emanuele III. Poi c'è stata la Camera dei fasci e delle corporazioni che poteva solo ratificare. Ma nel Gran Consiglio del Fascismo sedevano delle persone che sono state poi le stesse che sono riuscite a destituire Mussolini nel 1943 e che hanno dichiarato poi successivamente, perché allora non hanno avuto il coraggio di dire di no, che erano contrari alle leggi razziali e che c'erano altri gerarchi che erano contrari alle leggi razziali e l'hanno dichiarato per motivi diversi. Fra loro avevamo per esempio Bottai, che è il ministro dell'educazione, che era un intellettuale che vedeva come un pericolo l'alleanza con il nazismo e con Hitler. E c'era una persona come Ciano, che era ministro degli esteri, che pensava che la politica razziale fosse dannosa per l'Italia e esagerata, ma è stato zitto anche lui. E poi c'era Grandi che è stato
colui che ha fatto il famoso ODG Grandi nel 1943, che ha portato alla caduta di Mussolini, e anche lui non appoggiava le leggi razziali, ma anche lui è stato zitto. Ma cosa avrebbero rischiato queste persone se quel giorno avessero detto di no? Ricordiamoci che non era una democrazia, era una dittatura, eppure anche allora qualcuno avrebbe potuto dire di no. Sarebbero bastate queste 3 persone per bloccare le leggi razziali che hanno portato alla tragedia, che ha portato ai campi di sterminio? Probabilmente no, ma forse sarebbe servito per creare un dissenso interno al partito fascista. Qualcuno avrebbe potuto mettere in discussione delle decisioni che sono diventate poi decisioni che hanno portato alla tragedia. Ovviamente sto semplificando una questione molto complicata, ma quello che vorrei far comprendere è che tutte queste tematiche sono tematiche che potrebbero ancora oggi portare a riflettere i nostri giovani e portare a riflettere anche noi, perché io so perfettamente che qui dentro, in tutti i partiti, ci sono persone oneste, corrette, integerrime, di cui ho piena fiducia, e io mi chiedo, e mi ci metto dentro anche io ovviamente, quanti di noi che sono qui perché credono davvero in quello che stanno facendo e lo fanno per il popolo, ognuno con i propri obiettivi, ognuno con i propri ideali, qualcuno magari con qualche ideologia, ma quanti di noi sarebbero in grado di dire di no? Quanti di noi avrebbero il coraggio di dire di no? E non siamo in una dittatura, siamo una democrazia, per non perdere un privilegio, per non perdere la possibilità di essere ricandidati, fino ad arrivare a questioni più gravi come perdere il lavoro, perdere un diritto, o addirittura in casi estremi rischiare la vita o rischiare la vita dei propri cari che verrebbero uccisi con atroci torture. Questa è la riflessione che mi piacerebbe si facesse nelle scuole, questa è la riflessione che spero che questa legge, che ho fortemente voluto, ma che non è la legge Pirovano, non è la legge della Lega, è la legge del Senato e della Camera dei Deputati, è una legge che lasciamo alle future generazioni, un piccolo, piccolissimo tassello. E io voglio ricordare una frase che mi diceva sempre la mia mamma, mi diceva sempre: tu non stare mai zitta, perché il silenzio porta alle tragedie, che sia all'interno di una famiglia o nella storia. Il silenzio porta alle tragedie. Ognuno di noi si chieda: io saprei dire di no? Grazie. E ovviamente il voto favorevole del gruppo Lega. Grazie senatrice Pirova. Qui Parlamento. Allora, abbiamo appena sentito un grande discorso di Desi Pirovano, la parte conclusiva, ognuno si chieda se avrebbe avuto il coraggio di dire no. Ognuno se lo chiede anche per quel che riguarda le questioni del presente. Radio Libertà, oltre la pagina, ci sono degli interventi. Fabio mi manda un link, Facebook, ma da qui non posso aprirlo. Fabio, magari scrivi di cosa si tratta. E poi abbiamo Manzoni che scrive come si intitola il brano appena trasmesso. Ho sentito solo il finale, vedo l'ora 14.04. Era Claudio Bisio alle 14, sempre Sveva se non sbaglio. La canzone cos'era? Perché prima avevamo Raput, la seconda Guglielma, che nome di Melma. Poi concordo, era meglio quando si stava tra virgolette gloriosi, ora abbiamo perso identità. Grazie anche per questo intervento. Io rispondo a Manzoni con una frase di Cioran: vi sono pomeriggi d'autunno di una immobilità così melanconica che il respiro si arresta sulla rovina del tempo e nessun brivido può più animare il sorriso pietrificato dell'assenza dell'eternità. Ed è allora che comprendo un mondo post-apocalittico. Ha detto Paolo Maurensig, la variante di Lunenburg. Fu anche assessore al comune di Udine.
scrittore, poi era amico di Ceccotti, che era della Lega, poi è andato a sinistra. Non ricordo più se sono riuscito a intervistarlo per la Padania. Comunque c'è una sua frase che mi ha colpito: se potessimo non scegliere saremmo immortali. Mi è venuta in mente questa frase dopo aver appena letto questa frase di Cioran. Allora, adesso vediamo. Meloni cita il manifesto di Ventotene: non è la mia Europa, scintille in aula alla Camera, dure proteste con i fischi dopo che la Premier ha citato alcuni passaggi del manifesto di Ventotene. L'opposizione è una vergogna, seduta sospesa la Presidente del Consiglio dal colloquio Trump-Putin, primissimi spiragli. Poi ancora la compattezza del governo non è data dalla presenza dei ministri in aula. Ashlein chiede il no a Trump, vuol dire fuori dalla NATO e G7. Io ho dato una scorsa molto veloce. Avevo letto tanti anni fa di Spinelli, di Altiero Spinelli, il federalismo. Pensavo di aver letto il manifesto di Ventotene, ma non me lo ricordavo. Ci sono dei passaggi in cui si mette in discussione la proprietà privata. Non è esattamente a parte che non c'era il manifesto, mi sembra, la discussione della proprietà privata, ma comunque non è un divieto della proprietà privata, però in alcuni passaggi si spiega che la proprietà privata non deve, ci sono delle situazioni in cui la proprietà non deve essere monopolio dei privati, e mi piacerebbe approfondire. Io credo che vi possa interessare, che possa interessare tutti noi, perché è messa così. Allora, Spinelli aveva un'idea centralista e comunista del federalismo, perché questo posso dirlo proprio anche perché mi sono confrontato con un professore su questo in un'intervista, uno di quelli in gamba, e concordava con la mia conclusione, cioè il modello federalista di Spinelli era un modello comunista. Cosa diceva Spinelli? Diceva: noi dobbiamo prendere il modello di uno Stato e dobbiamo moltiplicarlo in modo che poi si possa agire nella stessa maniera in tutti gli stati. Questa era l'Europa federale di Spinelli. Se a voi piace così, io sono per la sussidiarietà. Credo che il concetto di federalismo, come l'ho studiato anche da Cattaneo, più Cattaneo che Miglio l'ho studiato poco, lo confesso, confesso ignoranza e non me ne vanto di certo. Comunque il concetto è trasparenza. Quando tu proponi la moltiplicazione del modello centrale, la trasparenza va a farsi fottere, non c'entra più un cazzo. E invece il federalismo è trasparenza, è un termine che può essere fuorviante, poi è legato a un determinato partito politico che è la Lega, ma è un principio di trasparenza e di possibilità del cittadino di partecipare alla cosa pubblica. Il modello centrale moltiplicato in tutti i paesi non funziona. Questo mi sono anche scaldato, perché certe volte vedi sui social eccetera delle fesserie. Non sto mettendo in discussione sicuramente il personaggio Altiero Spinelli, che era sicuramente un personaggio di grande valore, però le idee non possono essere condivise se tu sai che cos'è il federalismo. E non me lo ricordavo più, sono andato a rileggermelo velocemente, ma lo leggerò con attenzione, perché comunque ci sono dei passaggi da approfondire, perché per esempio questo principio di non attribuire i poteri al privato, che potrebbe costituire monopolio, non è una fesseria, non è, siamo arrivati alla globalizzazione, alle multinazionali con questo sistema, quindi non è a priori, però diciamo che c'è un concetto di libertà e di liberalismo che credo che la maggior parte di coloro che ascoltano questa radio, a partire dal sottoscritto che invece ha il piacere di parlarvi, no, non è un piacere, è il mio lavoro, non è un piacere, figuratevi se può essere. Oddio, chiacchierare è un piacere, questo sì. Il mio è un lavoro e cerco di farlo seriamente. Adesso mi sono fatto prendere un po' la mano, però credo che il principio liberale che presiede la Lega, che presiede Radio Padania, che presiede Radio Libertà e che fa parte costitutiva, credo, del pensiero della stragrande di coloro che si riconoscono nella Lega, nella Radio Padania e Radio Libertà, non possa condividere quel principio
quel tipo di principio che di liberale ha praticamente nulla o comunque poco. Però è giusto anche confrontarli, sì, perché il principio di sussidiarietà vuole metterci al riparo dalla statualità, dalla lunga mano dello Stato, ma anche dalla lunga mano del monopolio, perché l'alternativa allo Stato o al comunismo, se vi piace, non può essere finire nelle fauci della legge del più forte. Chiedo scusa, ho pontificato, mi è scappata, chiedo scusa. Facciamo così, 2 minuti di intervallo musicale per farmi perdonare e poi riprendiamo con Segui la Lega. Eccoci, allora avete sentito poi, derogando, lo spiegava Sveva, alle 14:30 vi faccio sentire l'altra faccia di Napoli. Dopo la Napoli di Pino Daniele sentiremo la Napoli di 99 Posse, che non c'entrano con i genetriaci, ma voglio fare pendant. E adesso però devo fare assolutamente Segui la Lega, assolutamente.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marcena. E sono sul sito legaonline.it, che è scritto legaonline.it. Qui si possono fare molte cose su questo sito. Firmate, difendiamo chi difende gli italiani. Per la nostra sicurezza, se firmate, date anche più peso ai provvedimenti leghisti contenuti nel DDL sicurezza. Sono provvedimenti che permettono di difendere, non sono solo a favore delle forze dell'ordine, ma anche a favore di noi cittadini nel momento in cui veniamo aggrediti o addirittura ci troviamo ladri malintenzionati in casa. Poi il calendario delle feste della Lega, assolutamente, e poi la possibilità di iscriversi alla Lega. È molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri atti richiesti, quindi vi verrà recapitato la maggiore, ma se di mezzo ci sono poste postali, ci sono poste italiane, poste italiane, io raccomando personalmente profondi, articolati, e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, ma anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione civica. Allora, non sono soldi nostri, è un gesto che non ci costa nulla, sono soldi dello Stato, ma noi riusciamo a dire allo Stato dove spenderli, a obbligare lo Stato a spenderli dove vogliamo noi. È il 2 per 1000. In questo caso questo è un redazionale della Lega, noi indichiamo il D43 proprio per la Lega, col sorriso e la gioia negli occhi, nel cuore e in viso. D43 nel tuo 2 per 1000, nella tua dichiarazione dei redditi, non ti costa nulla. D di Domodossola, 4 i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto. E chiudiamo con le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici. Andiamo a vedere alle 15.50 oggi pomeriggio l'europarlamentare Silvia Sardone al TG4, ovviamente su Rete 4. Alle 16 invece, 10 minuti dopo, Sky TG24 con un altro europarlamentare, Paolo Borchia. E poi alle 17.15 il presidente Commissione Attività Produttiva a Montecitorio, Alberto Gusmeroli, la rubrica Economia all'emittente Sky TG24. E sabato 22 di marzo Punti di vista, Rai 2 con Claudio Borghi. L'ora è antelucana per chi vi parla, quasi il cuore della notte, ora presta, ore 7 del mattino. Rai 2, punti di vista con Claudio Borghi. 14.31, adesso, stop.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Semi, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa. 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. In diretta con Radio Libertà, con Sorella Tosse, col sottoscritto, andiamo avanti, chiedo scusa, oltre la pagina. Fatemi deglutire bisogna che ricorra anch'io alla bava di lumaca, perché questa è la tossetta del fumatore e me la merito, ti sta bene, fiume. Invece andiamo a parlare di un argomento molto, molto importante, quello che sta accadendo in Siria. Io ve l'ho detto, ho avuto modo, mio malgrado, quasi casualmente, di vedere alcuni filmati di quello che sta succedendo, i massacri dei cristiani, degli alaviti, fa davvero spaventoso. Ma quello che si rischia veramente è di trovare un califfato sconfinato destinato a ospitare tutti i jihadisti del pianeta. Quindi verrebbe voglia di dire, mutuando le parole di Ronald Reagan di tanti anni fa, un vero e proprio impero del male. Lo denuncia uno che se ne intende, vale a dire Ribal Assad, che è cugino del deposto dittatore Bashar, da quale lui si era assolutamente dissociato a suo tempo. L'intervista all'Assad è stata rilasciata alla nostra, mi permetto di dire nostra in termini affettuosi e non possessivi e patriarcali, Francesca Musacchio, che è direttore di OCS.report del Tempo. Bentornata ai nostri microfoni e grazie per essere qui con noi, Francesca. Grazie a voi, bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Dunque, riprendiamo. Questa intervista la trovate anche a disposizione su OCS.report ed è davvero un riepilogo di tutto quello che sta succedendo. Anche qui il comportamento dell'Unione Europea, che addirittura darà soldi, ha riconosciuto come interlocutore Hayat Tahrir al-Sham, l'acronimo è HTS, che è un'organizzazione terroristica che fiancheggiava il precedente dittatore. L'Europa la riconosce, nonostante siano dei massacratori davvero spaventosi. Questo è solo
la prima cioè il primo aspetto di una serie di eventi che si prospettano drammatici e negativi, nefandi. A te la parola, Francesca, per ricostruire a beneficio di chi ci ascolta la situazione in questo momento in Siria. Sì, allora, dunque, faccio una piccola, diciamo, premessa. Questa intervista è nata dal fatto che sostanzialmente, come dicevi anche tu, a un certo punto l'Europa, che da 9 anni organizza questa conferenza dei donatori per la Siria, invita un esponente siriano di questo governo, di quello dopo Assad, lo invita in questa conferenza dei donatori, che è sempre servita per raccogliere fondi per aiutare la popolazione siriana. E questo è stato fatto anche durante il regime di Assad, però nessun esponente del governo di Assad è stato mai invitato a questa conferenza, proprio perché come dire, si riteneva che non ci fossero le condizioni, ovviamente, affinché gli esponenti del governo di Assad potessero partecipare a questa conferenza che raccoglieva fondi per la popolazione. Adesso arriviamo al nuovo governo, chiamiamolo così, che si è insediato in Siria con una presa di potere di questo sedicente gruppo di ribelli, che altro non è che un gruppo che è stato nelle fila di Al-Qaeda, quindi jihadisti, che poi ha fondato Al-Nusra, che era un ramo ufficiale di Al-Qaeda in Siria, e oggi è al potere. Ora, al netto di tutte le promesse e diciamo dell'abbigliamento che questi personaggi hanno dismesso mettendo giacca e cravatta, tagliando la barba, in alcuni casi restano dei terroristi, restano dei jihadisti. Ma l'Unione Europea ha pensato bene di bypassare questa roba qui, concedendo un credito di fiducia enorme a questa gente, come se questa gente fino a come dire, a un momento prima non fossero stati terroristi. Ora, io posso credere alla conversione di tutti gli esseri umani, per carità di Dio, non è questo il punto, però, come dire, fa impressione pensare che abbiamo accolto a Bruxelles, e ieri sera il ministro Tajani ha accolto alla Farnesina il ministro degli esteri siriano, che prima era stato a Bruxelles, come fosse il ministro degli esteri francese, tedesco, inglese, americano, di qualunque altro paese, diciamo, mettiamola così, a impronta democratica. E allora tutto questo mi ha un po' lasciato perplessa. Sono stata accusata anche di essere pretestuosa per aver sottolineato e fatto notare questo, ma io non credo di essere pretestuosa, è proprio per questo ho voluto sentire la voce di una persona che in qualche modo conosce molto da vicino la Siria, che è appunto Ribal Assad, e che in questa intervista fa il quadro sostanzialmente di quello che è successo, di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe succedere con dei terroristi al potere. Ora, l'Europa, un passaggio interessante secondo me di questa intervista è quella in cui lui prova a spiegare perché l'Europa ha intrapreso questo cammino, addirittura iniziando a togliere le sanzioni alla Siria. Secondo lui tutto questo dipende dal fatto che la Siria è piena di jihadisti, lui dice circa 20.000 jihadisti stranieri, ok, che stanno lì, stranieri nel senso che alcuni di questi hanno addirittura il passaporto europeo perché arrivavano dall'Europa, donne e uomini con bambini nati in Siria oppure nati in Europa e portati in Siria durante il califfato, che oggi sono lì in una sorta di limbo. Questi parlo degli europei, sono lì in questa sorta di limbo, in alcune carceri di massima sicurezza controllate dai curdi che peraltro, voglio ricordare a tutti, vengono sistematicamente attaccati dai turchi,
roba anche, e la Turchia voglio ricordare che fa parte della NATO, ricordo tutte queste cose perché altrimenti come dire, la trama di follia che c'è in questa storia non è molto chiara se non si spiegano certe cose, perché non è detto che tutti debbano saperle ovviamente, ma questo è. E tutto questo l'Europa lo farebbe perché ha il timore, anzi il terrore che a un certo punto e voglio leggerti esattamente quello che lui mi dice in questa intervista. Quindi Al-Assad dice: attualmente l'Unione Europea sta facendo enormi sforzi per accontentare questo regime estremista islamista, temendo persino l'attuale numero di jihadisti stranieri già presenti in Siria. Ma cosa accadrà quando Al-Jolani inizierà a invitare decine o addirittura a inviare, decine o addirittura centinaia di migliaia di altri jihadisti nel resto del mondo? I segnali d'allarme sono chiari. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Europa è terrorizzata, i governi europei sono terrorizzati da questa riserva immensa di estremisti che gestisce HTS, che lui, a proposito di questo, lui dice che HTS è seduta su una riserva immensa di estremisti, ed è questa precisamente la ragione per cui i governi europei sono nel panico totale e stanno facendo tutto il possibile per accontentare questo governo. Ora, qualcuno potrebbe giustamente eccepire, però allora se questa è la situazione, forse avere un dialogo con queste persone serve, è necessario. Sì, certo, serve, è necessario avere un dialogo con queste persone, ma non trattarli come esponenti di un governo normale. Riceverli come si riceve, ripeto, un ministro degli esteri di un qualunque altro paese mi sembra un po' eccessivo. È un riconoscimento politico, un ricatto politico che forse non andrebbe fatto. Ok, discutiamoci, ok, parliamo, ok, troviamo delle intese, ma il riconoscimento politico, tra l'altro, è quello che loro cercano maggiormente, cercano in modo ancora più, più importante dei fondi, dei soldi, degli aiuti che possono arrivare. Però in questo modo facciamo il loro gioco, che è proprio questo, perché poi alla fine credo che non avremo un risultato positivo, e anche in questo voglio continuare a citare Ribal, che dice: la storia ha dimostrato che accontentare gli estremisti islamisti non porta stabilità, bensì rafforza la loro posizione. Quindi, invece di legittimare HTS attraverso aperture diplomatiche e finanziamenti, forse l'Unione Europea dovrebbe collaborare con gli Stati Uniti e altri alleati per eliminare questa minaccia terroristica prima che diventi ancora più pericolosa. Francesca, ti interrompo. Prego. Perché c'è una considerazione importante che tu riporti in questa intervista che ti fa Assad, e passa un messaggio terrificante: più ammazziamo, più siamo feroci, più siamo devastanti, e più guadagniamo il rispetto della comunità internazionale. Questo è un aspetto inaccettabile, perché poi adesso è inutile stare qui a riepilogare. Sono anni che sentiamo Putin è il nuovo Satana, Putin è il nuovo Hitler, e dopo ci sono i fascisti, e ci sono i nazisti, e ci sono i razzisti, eccetera. E poi quegli stessi che parlano in questo modo di fronte a delle belve pazzesche, purtroppo ci sono le prove anche, no, di quello che dico, gli accolgono quello che dicevi tu, no? Lo stavi spiegando molto bene. Non va bene, il dialogo è necessario, ma il riconoscimento di questi personaggi è un'altra cosa. E lui proprio nel tuo intervistato diceva questo, è un messaggio chiarissimo. Sì, è terribile pensare che questa cosa, è terribile pensare che, ma è un po' anche la stessa cosa che accade in qualche modo con Putin, ok? Putin ha invaso l'Ucraina, ha cominciato a bombardare, a fare morti, stragi, tutto quello che sappiamo. A quel punto la capacità di dialogo
dell'Europa è stata inesistente. Ma scusate, allora fatemi capire, la vostra capacità di dialogo, da una parte, cioè dialoghiamo con i terroristi, non dialoghiamo con Putin. Vogliamo giudicare Putin un terrorista? Ok, ci sto, possiamo anche giudicarlo un terrorista, ma se dialogate con i siriani, con questi siriani che sono al governo adesso, dovete spiegarmi perché non riuscite a dialogare con Putin. Non l'avete fatto, non l'avete voluto fare. Se la chiave, diciamo, di lettura di questi eventi è la violenza e il terrore che genera nella comunità europea e nella comunità internazionale in generale, allora proprio per questo voi, Europa, vi dimostrate estremamente deboli e terrorizzati al punto tale da non avere la capacità di reagire con la forza, perché non ce l'avete, perché non è possibile per l'Europa reagire con la forza, secondo un'idea che non condivido, ma tant'è. E allora che cosa fate? Andate a trattare, andate a riconoscerli politicamente. Allora, se questa è la via, se il riconoscimento politico secondo voi è la strategia giusta per combattere il terrorismo, buona fortuna, perché non è assolutamente così, perché poi tra l'altro abbiamo un esempio molto molto chiaro anche in Afghanistan. Abbiamo abbandonato l'Afghanistan dopo 20 anni, l'abbiamo abbandonato, e questo ce lo ripetiamo ogni volta che parliamo di questo argomento, abbiamo abbandonato l'Afghanistan riconoscendo, anche se non ufficialmente, ma di fatto riconoscendo il governo dei talebani, e oggi i talebani in quel paese stanno facendo la qualunque, l'hanno riportato in una dimensione ancora peggiore del medioevo culturale e sociale in cui vivevano prima. E questo, ancora qualcuno, io aspetto che ancora qualcuno mi spieghi cosa siamo andati a fare per 20 anni in Afghanistan, spendendo soldi, sacrificando la vita di molti uomini e donne che nei vari eserciti sono andati schierati per fare che cosa? Per restituire poi a quella popolazione la stessa cosa che avevano prima. E questo è un problema concreto, diciamo, dell'Occidente. Diventa complicato capire le strategie dell'Occidente in questi contesti. Io francamente sono molto arrabbiata per questi fatti che sono accaduti tra Bruxelles e l'Italia, e quindi la visita di questo ministro siriano. Sono molto molto arrabbiata, amareggiata, perché ripeto, capisco la necessità di dialogo, capisco la necessità di dover parlare anche con personaggi del genere, ma c'è un limite. E questo limite io credo che sia stato ampiamente superato in questa circostanza, e adesso vediamo che cosa succede. Ma non voglio fare il cattivo profeta, ma credo nulla di buono. Non vi sento più. Pronti? Scusami, avevo... Nogaroschi sa il botton, si dice da dove vengo. Allora, Francesca, direttore, c'è anche, abbiamo ancora qualche minuto, la questione curda, e anche qui c'è molto da dire. C'è anche il fatto che i curdi dovevano essere in qualche modo manipolati da Putin per aiutare Erdogan, e quindi prevedendo che Trump si sarebbe ritirato dalla Russia, Putin si sarebbe presentato nella regione come, diciamo, il normalizzatore, diciamo. Invece Bashir non lo ha secondato, però alla fine questo ho fatto un riassunto, e a te la parola per riepilogare nel migliore dei modi. Poi comunque alla fine il popolo curdo è un altro popolo. Vorrei anche chiedere che differenza c'è tra i curdi e i palestinesi a questo punto. Per i palestinesi pro-pal si va in piazza, per i curdi no? Perché? No, dai, i curdi non. Allora, i curdi noi occidenti li abbiamo usati ampiamente durante la guerra in Siria e Iraq contro il califfato, perché erano il nostro di fatto braccio armato contro l'ISIS. Li abbiamo usati, sono andati a combattere, sono morti, e quindi poi a un certo punto, finita la guerra con l'ISIS, li abbiamo lasciati lì così, senza né arte né parte. Oggi i curdi, come dicevo prima, gestiscono di fatto e controllano di fatto molte dei luoghi, delle carceri dove sono stati rinchiusi questi jihadisti. Lo fanno per conto dell'Occidente, quindi per noi, ma noi non siamo in grado di mettere un freno alla Turchia,
che ovviamente non, come dire, hanno sempre, le fazioni kurde sono sempre state una minaccia per la sicurezza nazionale turca, ok? E che hanno sempre perseguitati, eccetera, eccetera. Effettivamente c'è stata la presa di posizione di Öcalan, che dal carcere ha chiesto di deporre le armi. Per quello che riguarda i kurdi in Turchia, ma non per quello che riguarda i curdi in Siria. Quindi questa gente qui non sappiamo che fine faranno, perché come ancora una volta ci suggerisce l'intervista di Ribal al-Assad, la nuova costituzione di HDS, che sono insomma i terroristi che oggi sono al potere in Siria, è profondamente autoritaria, islamista, settaria ed escludente. Quindi, avendo già assistito ai massacri e alle persecuzioni religiose, la polizia etnica nella regione costiera tra Homs e Hama, i curdi sanno perfettamente di essere il prossimo obiettivo. Quindi, magari non subito, però nel lungo periodo lui prevede che sono a serio rischio di sopraffazione e non ci sono garanzie internazionali per la comunità curda, che potrebbe affrontare la stessa pulizia etnica, lo stesso massacro che è riservato ad altre etnie e altre componenti religiose e non che vivono in Siria. E gli alawiti, la storia, la cronaca degli ultimi giorni, gli alawiti sono l'esempio di questi alawiti, che sono quella corrente religiosa, chiamiamola così, della quale faceva parte Bashar al-Assad, sono stati massacrati. Sì, gli scontri sono partiti tra i lealisti di Assad e il nuovo potere in Siria, sì, ma comunque il nuovo potere in Siria non ha cercato un dialogo, una mediazione, li ha massacrati tout court. Allora diciamo che insomma i curdi hanno serie motivazioni di temere che possa accadere anche a loro, però noi europei riceviamo il ministro degli esteri a Bruxelles con tutti gli onori del caso. Ecco, è un po' stridente questa cosa. Ci tenevo a sottolinearla con questa intervista perché racconta molto meglio di come avrei potuto fare io con decine di articoli quali sono e quante sono le contraddizioni in questa storia, che purtroppo in pochi in questo momento evidenziano, ed è un peccato perché secondo me invece le responsabilità dell'Europa, così come chiamiamo le sue responsabilità l'Europa davanti al conflitto tra Ucraina e Russia, così probabilmente dovremmo chiamare le sue responsabilità l'Europa davanti a questo riconoscimento. Ecco, io non credo che sia molto diverso. Devo chiudere una conclusione volante, aggiungo, in questo modo un altro guaio, un altro problema è che le autorità occidentali perdono credibilità e autorevolezza, quindi è un gioco sì, forse sì, appunto non ne hanno più tanta, ma anche quella poca sta sparendo, e questo Sì. è un gioco al massacro che sembra non avere fine, anche se la parola massacro l'ho usata a sproposito, visto ciò di cui abbiamo parlato. Comunque è un gioco a perdere. Francesca, io devo salutarti. Allora ricordo offcs.report, di cui sei direttore, ricordo il tempo dove scrivi, e ti ringrazio, a risentirci a presto. Grazie a voi, a presto, buona giornata. Andiamo velocemente alle conclusioni. Allora, qui 14:58, vediamo, qui abbiamo messaggi. Ma avete visto quei bastardi dei vostri amici? Hanno massacrato più di 180 bambini in 36 ore, ma come fate a fare i sionisti? Siete senza vergogna e umanità. Io sono sempre stato leghista per l'indipendenza della Padania, non per lo sterminio dei bambini palestinesi. Vergognatevi. Spero che questo ascoltatore
non sia per il massacro dei bambini israeliani, spero. E vabbè, dite a Salvini di piantare, di fare il sionista, non c'entra niente con le nostre battaglie per la libertà e l'autonomia, stringere la mano a quel criminale assassino di bambini. Rispondo a questo ascoltatore, non vedo il nome, comunque sempre con Soren. La lucidità è un vaccino contro la vita. Poi velocemente abbiamo questo, vedo, abbasso l'Unione Europea, la Svezia torna ai contanti e qui da qui non riesco a entrare. Comunque grazie anche a questo ascoltatore. Bravi, vergogna Tajani per come ti comporti con i terroristi in Siria che ricevi con onore. Vedi i filmati degli sgozzamenti in spiaggia, ti sei dimenticati chi sono, scrive Maurizio. Grazie anche a lui. Chiuso. Grazie a Sveva, grazie a tutti coloro che hanno scelto anche oggi Radio Libertà. Buon proseguimento a todos. Avete ascoltato Oltre la pagina. Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Time goes by so slowly. Time goes by
So slowly, time goes by. 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 So slowly. Slowly for those who wait, no time to hesitate. Those who run seem to have all the fun. I'm caught up, I don't know what to do. Time goes by, so slowly. Time goes by, so slowly. Time goes by, so slowly. I don't know what to do. Every little thing that you say or do, I'm hung up on you. Waiting for your call, baby, night and day. I'm tired of waiting on you. Every little thing that you say or do, I'm hung up on you. Waiting for your call, baby, night and day. I'm tired of waiting on you. Ring, ring, ring goes the telephone. The lights are on, but there's no one home. Tick, tick, tock, it's 1:45, and I'm done. I'm hanging up on you. I can't keep on waiting for you. I know that you're still hesitating. Don't cry for me, 'cause I'm flying away. You wake up one day, but it'll be too late. Every little thing that you say or do, I'm hung up on you. Waiting for your call, baby, night and day. I'm tired of waiting on you. Every little thing that you say or do, I'm hung up on you. Waiting for your call, baby, night and day. I'm tired of waiting on you. Every little thing, I'm hung up on you. Waiting for your call, waiting for your call. I'm fed up. I'm tired of waiting on you. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale